Buonasera a tutti, visti voi, tenore le oie, die 9, 9 de sabato 9 scusate, de maio 2026, siamo in che torna in onda da Via Salvemini, da Vizi, da Sabarbaggia, de Vizi, da Terra Sarda. Però siete novasa de oie, bene, abbiamo novasa meta da dare e quindi l'altra via è durato quasi che 90 minuti, vediamo di andare un po' così impresse e oggi Casanova sono tantas e quindi cominciamo diretto, torniamo a sa videata normale e in che puro ecco qua, torniamo a sa videata in un bel pottimo i de Salmazzines, ecco qua questa è Saida nostra oie, come te si presentata, e si vede bella illuminata, che in questa nube longa, sa de goi, che è entrato de biaitino e de bianco de San Nughes, uno bellissimo panorama, sempre sono dolumanno che bisogna questa scopertura sin da innanzi che non sa cambiare Saida completa. Bene, andiamo da innanzi e vediamo una fotografia a campo po' largo, in un bel di parte della campagna, Galo Verde, perfetta quindi. Andiamo a sostare a vallo, il mesalato, insomma, che purtroppo un limite adesso cellulare non si detesa a parte che riguarda la temperatura, ma vediamo di te di una sa che toglie, coccolato viene la saldecche, poi cioè mezzo coccolato viene la saldecche, poi coccolato è su tutto e non mostra pure a beda verso salbato, sa schimbe poi a 7 e poi tornata a mezzo coccolato ma sa 9 da 0 torna abba, quindi sta gutiane tornano a gutiare e vabbè insomma. Andiamo a gala da innanzi e poi domenica è belle che abba no, non prodotto da die ma da essa 9 a sal 2 insomma speriamo chi no, non ha bisogno sul brizzichetti chi deve ne prendere sanno stata in brizzichetta e chi li sa che una via di poter stare appunto in brizzichetta e ovviamente in strada non riparato bene andiamo da innanzi il galo a Saesta del San Nossata, santuario dell'Annunziata, quindi è cominciata Saesta da Erisi e oggi è già sa seconda die, allora però è 8, no, cioè no, 8 die 8 die 9 non va nulla di particolare, invece abbiamo cosa di particolare, oltre al missa, a chi c'è bisogno, e così via. Domenica Decche, Santa Messa, pranzo comunitario offerto agli amici della fattoria. Non discorre qualche iniziativa pure di altro tipo, ma non mi hanno comunicato nulla. Normalmente vi sul gruppo de Bustiano de Like che qualche cosa, ma questa via non mi hanno comunicato nulla e quindi non così cosa. Magari lì posso telefonare gli scritte scrive è stata la conferenza stampa di presentazione del sorvolo del elicottero in vista del suo progetto del Science e Telescope e non viene già responsabile appunto del INGV, Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia
e poi Raffaele Marra sarà responsabile per la regione sul progetto del Science Telescope. Spero di aver fatto la domanda giusta, l'intervista è durata tanto, quindi abbiamo esaurito più o meno la panoramica su chi potesse dimandare voi. Sì. Bene, poi andiamo a sorrate l'appuntamento, abbiamo questo bello convegno di Giorgio Asproni, 1808-1876, istituzioni religiose, religione, istituzione, religione civile, laicità, convegno nazionale addirittura, non si scrive subito che ne dite, numero 15-16 maggio 2026, sono tanto sos interventos previstos, no lo tornamos a leggere, comunque stiate in due al dies, questo però non è il primo, ecco, questa è la sessione di Kenapura, Binnichi, che parte da Sasonnica e Mesa, anche termina da Saschimbe, no, a Saschimbe non sono l'ultimo intervento, ma poi però non verso orario deve terminare, quindi cada terminare metà tardum. Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo da innanzi. Te pilora este su associo a Chimuro che organizza una giornata a Tepilora. L'associazione Achimuro vi offre gratuitamente un'esperienza unica all'interno del parco con escursioni in quad, fuoristrada e degustazione prodotti tipici locali. Questo è tutto rubatore di chiede lampada al 2026, quindi abbiamo il galo, ma volete assentare telefonando su 329 90 Kimbe 30 battere tickento unici 331 36 che batta Kimbe se il duo. Bene, 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 bene. Vai, posso poi tour speciale per i più piccoli animali fantastici e dove trovarli in internet può animale fantastico scuso de preta che sono vero monumento in Lugula. Vai, in Lugula, e sacra stazza de Pilora. Andiamo sul giornale Unione Sarda, prima pagina, i campi minati dagli aumenti, dermatite bovina, sì alla movimentazione dei vitelli fuori dalla Sardegna, questa è una bolla nuova, il ministro Lollobrigida a Cagliari al forum di Coldiretti, difendiamo il Made in Italy, caccia al quarto uomo, delitto Mocci Monserrato, tra Italia e Stati Uniti è ripartito il dialogo, Rubio e Meloni si incontrano a Roma. Cagliari, poetto sotto le alghe tra dubbi e proteste. Serdiana, parroco raggirato, persi 69.000 euro. Oristano, molestie in pinetta, fermato un ventenne. Biti, assalto al bancomat, scattano 4 arresti. Questa è la prima pagina della nuova Sardegna, idemo usarsi con dell'Unione Sarda, scusate. Prima pagina della nuova Sardegna, nell'isola Il Caro, guerra devasta le campagne, protesta di Coldiretti, rincari di 3.600 euro per azienda. Poi case popolari, regione, piano da $500 milioni per tutta l'isola. L'isola a Torino, la Sardegna brilla al Salone del Libro tra Deledda e Identità. Garlasco le intercettazioni, sciocco di Sempio, Naramitu e Carlo Gabare, la telenovela. Oggi è il giorno di esordio di Sinner contro Hoffner. Poi Portocervo già brilla, Portocervo già brilla, inaugurato il Vine e Food il 12 agosto al Cala Volpe ci sarà Katy Perry, e chieste. Fatturato del Made in Italy, la nautica supera la moda. Porto Rotondo, storico sorpasso, vale 14 miliardi, la nautica ha superato il budget dessa moda. Enochi Tebata, un viaggio emozionale tra
microstorie e grandi eventi che hanno segnato il destino dell'isola. Sardegna 1943, ma l'ho già comprato io questo, in edicola La Nuova 1943, o no? L'ho comprato, sì, l'ho comprato, l'ho già comprato il suo libro, interessante. Assalto al bancomat, 4 arresti in manette, il gruppo criminale ritenuto responsabile della rapina alle poste di Bitti. Sono accusati anche dei reati di ricettazione, furto e detenzione abusiva di armi. Non dico chi sono, ma e in quanto soggetto della quale l'identità viene tenuta al momento, quarto soggetto al momento viene riservata, i 4 uomini arrestati la notte scorsa dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori dell'assalto al bancomat dell'ufficio postale avvenuto a Bitti il 2 settembre dello scorso anno. I carabinieri della compagnia di Bitti, insieme allo squadrone dei cacciatori di Sardegna, ai reparti squadriglie del comando provinciale di Nuoro e dai militari delle compagnie di Nuoro, Siniscola, Tempi e Ozieri, hanno eseguito una vasta operazione anticrimine tra Bitti, Calangianus e Burlusò. L'operazione ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Nuoro Mauro Puscedu, su richiesta della procura nei confronti dei 4 oggi chiamati a rispondere dei reati di rapina aggravata, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi. Le indagini hanno anche consentito di ricostruire l'assalto all'ufficio postale. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe pianificato il colpo nei dettagli, rubando un escavatore ed un furgone utilizzati per strappare lo sportello ATM dalle mura dell'edificio. Dopo aver caricato il bancomat sul furgone, i malviventi avrebbero però avuto un incidente durante la fuga. A quel punto, secondo la ricostruzione degli inquirenti, tocca decomporare sul giornale Posichire Allegri. Bene, andiamo da innanzi. La pagina che ha da stesso argomento, però questa nuova Sardegna questo este su Unione Sarda, operazione dei carabinieri al termine delle indagini sul blitz del 2 settembre, assalto al bancomat, 4 arresti, 2 elementi del colpo, un fermo per favoreggiamento e uno per armi. Ufficialmente una coppia di abili estrattori di sughero, sulla carta 2 pericolosissimi banditi che secondo il quadro investigativo erano capaci di tutto: rapine, assalti al bancomat, sequestri pronti anche a commettere omicidi. Sono il cuore di Bitti, sono il cuore della mente del gruppo finito in manette all'alba di ieri nell'operazione compiuta dai carabinieri tra Bitti e Budosò e Calangianus. E questo il quadro che emerge dall'inchiesta coordinata dal pubblico ministero di Nuoro Riccardo Belfiori e culminata nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GP Mauro Puscedu. Per gli investigatori i 2 non si limitavano a pianificare furti o assalti ai bancomat. Dalle intercettazioni emergerebbe un'escalation criminale. Gli arrestati vengono descritti nelle carte come attivi e pericolosi. I 2, difesa degli avvocati Margherita Baraglio e Giovanni Maria Spano, sono finiti in carcere come autori dell'assalto al bancomat di Bitti del 2 settembre scorso. La contestazione è quella della rapina, perché puntarono una pistola contro un operatore ecologico. Ieri sono stati raggiunti da una misura cautelare che ne descrive un profilo criminale di altissimo livello. In carcere anche un altro, difeso da Sebastiano Tola. La posizione dell'altro è più delicata rispetto a quella di Sabba e Sei. Non organica alla banda e non inserita nell'organizzazione dei colpi e delle future scorribande, e non emergerebbe il suo coinvolgimento diretto nei dialoghi più violenti intercettati dagli investigatori. L'altro è accusato del possesso di un fucile e di favoreggiamento nella fuga, eccetera, eccetera.
toccata desi chi rallegare sul giornale, ecco questa Unione Sarda. Bene, andiamo da lei da innanzi. Ho un bambino piccolo e lavoro grazie a poste e Ierzu è possibile. Questa è una giovane, insomma, che ha fatto occupazione, ma sta a largo da essa campo di azione di BCTV. Rassegna invece in occasione di Siniscola, rassegna identitaria da record. Siniscola, l'iniziativa del gruppo Ballos e Commento della Casa del Parco. Protagonisti i bimbi alla scoperta del progetto itinerante Preziosi di Graziella, una bella iniziativa questa in Siniscola all'interno della manifestazione Primavera nel cuore della Sardegna. Si è svolta nella giornata identitaria dedicata alle nuove generazioni, gestita dal gruppo Ballos e Ammentos, con un campionato unico nel suo genere, rivolto ai bambini da 5 a 12 anni. Bene, bravo. Fotovoltaico, faremo le barricate, siamo danni in nuvole, tutto un pandemonio in Val del Carraso. Energia in consiglio, monta la polemica, la minoranza comune è costretta a dire no alla Todde. Gli imprenditori di Prato Sardo si oppongono e sono pronti a ricorrere al TAR. Ma zuppa de itte, non componevano sul schieramento. Un'accelerazione sì, ma delle polemiche dopo il Consiglio Comunale a Nuoro, scontro sulle aree di accelerazione energetica individuate dalla Regione anche a Prato Sardo. L'opposizione parla di un comune contro la Regione, mentre gli operatori annunciano battaglia e non escludono un ricorso al TAR. La maggioranza minimizza, si vuol politicizzare un atto amministrativo a tutela di tutti. Pronte le barricate, ma proite a chi te non scomprendere. Giampiero Pittorra del Consorzio Operatori, che ha presentato osservazioni alla Regione, siamo pronti a fare le barricate anche davanti al TAR, afferma. Le nostre osservazioni sono sovrapponibili a quelle del Comune, anche se più precise sugli aspetti legati alle aree boschive e ai vincoli. Critica la gestione del Consiglio. Eravamo convinti di poter intervenire nel dibattito, non è avvenuto. Non vogliamo boschi coperti da pannelli a terra di società che nemmeno conosciamo. Preferiamo puntare sulle comunità energetiche. Abbiamo già costituito Sardegna Energie. Nelle osservazioni emergono diverse criticità, dalla tutela del suolo produttivo alla coerenza con la pianificazione industriale e artigianale dell'area. Segnalati problemi idraulici e ambientali legati al bacino del Rio Gasone, dove parte del corso dell'acqua risulta già canalizzato e tombato e nuove superfici interamente nuove superfici impermeabilizzabili potrebbe aumentare il rischio di allagamenti. Non comprendiamo il galo bene l'argomento totale, finché lo leggo dopo l'articolo. San Francesco, i nuovi priori al santuario di Lula. Sono arrivato, sono priore nuovo a Luvole, i nuovi priori Giuseppe Loddo e Luisa Puddighino hanno fatto il loro ingresso nel santuario di San Francesco di Lula ieri pomeriggio alle 18:30. Ad attenderli Giovanni Farina e Daniela Marongio, che concludono il loro mandato per l'organizzazione della festa di maggio più attesa dai nuoresi. Partiti nella mattina di venerdì dalla chiesa del Rosario, nel rione di Sant'Upredo, i priori, accompagnati da 80 cavalieri addirittura, sono diretti alla volta del santuario dopo aver fatto 3 giri intorno alla chiesa e aver ricevuto la benedizione da parte di Don Maria Chessa. Ad attenderli sono sotto l'arco della cancellata i vecchi priori, accompagnati da Don Totò Cosseglio, parroco di Lula, e dai tanti pellegrini e fedeli presenti nel santuario. La penultima giornata di festa ha inizio preceduta da 3
giri consueti intorno alla chiesa e la messa rituale dedicata ai nuovi priori e ai cavalieri arrivati con loro. Oggi sarà giorno di riposo per gli uomini e i cavalli e domani partenza in tarda mattinata per Sarbore, un rito antico che, sebbene modificato dalle moderne esigenze, non ha mutato la radice della sua tradizione. Affascina ancora, rinnovato dalla fede e dai tanti pellegrini. E quindi sono arrivato, sono scaderisi a Santuario dell'Ugula. Perfetto. Continuità territoriale da pensare, siamo in questa politica regionale, entriamo questa nuova questa Unione Sarda, l'ex Premier Letta a Cagliari, sinora modelli poco incisivi, serve una battaglia comune. L'ex Premier Letta, che è esempio, Barca Menannes in questa scuola che è messo in carico, no? E va bene, e quindi il Veneto è abbastanza assente, arrivato all'intendere come un momento pure di ruolo vabbè. Comunque esiste caro. Talassemia, questa è cosa meta così importante, talassemia e cure, le nuove terapie per i pazienti sardi. La richiesta alla politica, estendere al massimo i trattamenti innovativi, ma trattamento innovativo possa talassemia, mentre gli edifici pubblici di Cagliari e dei comuni vicini si tingevano di rosso, ieri all'ospedale microcitemico Antonio Cao, un'occasione della giornata internazionale della talassemia. A puntare i riflettori simbolici sulla malattia c'era una platea di scienziati, docenti, medici e pazienti che durante il convegno Talassemia Oggi hanno chiesto e ottenendolo alla politica l'impegno per consentire al maggior numero di pazienti possibile accesso alle cure più innovative. L'allarme: esiste infatti una terapia genica chiamata CRISPR-Cas9, approvata dall'AIFA nel 2025, capace di ridurre o eliminare del tutto la necessità di trasfusioni, che però è rimborsabile dal sistema sanitario nazionale solo per chi ha 12 e 35 anni. Il costo del trattamento è di 1,3 milioni di euro. Alla giornata organizzata all'ente Renzo Galanello, in collaborazione con Talassemia e ATES, è stato lanciato l'allarme sul fatto che questo limite rappresenti un vincolo burocratico inaccettabile, manifestando invece la necessità di valutare il paziente su base clinica e non su base dell'età. Bene. Viaggi della cultura con la carta giovani, questo è un strumento nuovo, strumento per la crescita di 230.000 ragazzi sardi, 12.500 attivazioni dal 2022, migliaia di giovani isolani dai 14 ai 30 anni che scaricano la carta giovani in Sardegna e accedono a diverse agevolazioni in 34 paesi d'Europa, unendosi ai 9 milioni di coetanei, tutti affiliati all'Associazione Europea nelle carte giovani, anche negli altri paesi. Numeri importanti, a cui se ne aggiunge un altro: 300.000 euro di finanziamenti della Regione per la tessera digitale con cui dare una opportunità ai ragazzi sardi, ha riferito in comune a Sassari l'assessore regionale lavori pubblici Antonio Piu, presentando il progetto per il nuovo triennio. La carta Giovane Sardegna, gestita da Eurodesk Italy, è disponibile sulla applicazione My EIC e apre un mondo di sconti che solo restando nell'isola raggiunge 200 offerte da parte di 235 aziende ed enti sardi, ma è
il mare magnum del vecchio continente ad attrarre grazie alle 40.000 opportunità nei settori, tra gli altri, dell'apprendimento, dell'istruzione e dei viaggi. E proprio gli spostamenti rappresentano un fattore essenziale della carta usata nel 94% dei casi da giovani tra i 19 e i 30 anni, quindi giovani, approfittate di questa occasione e appunto piccate a bossa carta, che è facile, voi se si scappasse di entrare in questa applicazione e di bolla assentare. Costi impazziti, campagne allo stremo, siamo già sul gasolio naturalmente, che in questo caso è un gasolio agricolo. Da Cagliari l'appello di Coldiretti, e non solo, ma viene adesso il fertilizzante del ministro Lollobrigida all'UE, meno tasse. Il leader nazionale Brandini, Sardegna penalizzata dall'insularità, servono misure specifiche. Beh, è chiaro, è la solita questione, insomma, sempre se misura da parte Sosatero naturalmente. Dermatite bloccata la movimentazione, via libera del Ministero della Salute, esclusa l'area dei 50 km dai focolai, cioè praticamente potete fare che movimentazione, però lo schisona a 50 km da in un beveste già la dermatite non potete movimentare su vitello, insomma sul volo. La notizia è arrivata nel bel mezzo della manifestazione di Coldiretti. Il Ministero della Salute ha dato il via libera allo sblocco delle movimentazioni di bovini in Sardegna nelle zone indenni da dermatite, con esclusione dell'area di sorveglianza sanitaria dei 50 km attorno ai focolai, ha annunciato Francesco Lollobrigida alle centinaia di agricoltori presenti in sala. E quindi Lollobrigida pure ha fatto la figura sua. Andiamo schis Unione Sarda, pronti per la sfida in mare aperto. Siamo ai danni di Fiera Nautica, siamo ai danni un attore che si è presentato come ente in crescita e addirittura ha superato come ente budget corso di Samoda. Porto Rotondo, l'analisi dei dati, la produzione sarda vale 66 milioni. Il vice ministro Valentini, formazione, Olbia può essere polo nazionale di formazione sanautica. Un popolo antico che ha imparato a navigare e che si sa navigare, non teme, che ha imparato allora, un popolo antico che ha imparato a navigare e chi sa navigare non teme il mare aperto ma lo cerca. Ecco, io so di questo, tu che sa barchetta da me che non è nessun problema, non timo né vento né onda né nulla, hanno e basta, barchetta minore, manco batto al metro e mezzo, quindi motore di 20 km antico che non è inverruto. Il mare aperto, citato da Valentino Valentini, vice ministro dello sviluppo economico e del Made in Italy, ieri alla Fiera Nautica di Porto Rotondo, è anche e soprattutto quello metaforico del fare impresa. La Gallura è già oltre la semplice vocazione, ha costruito una filiera, è piccola ma c'è, ha detto Valentini, e soprattutto è attiva in una fascia, quella alta, che tiene il mercato ma richiede servizi all'altezza. Il vice, cioè quindi da supportare, il vice ministro ha dettato l'agenda che va dalla transizione ecologica alla digitalizzazione, dall'internazionalizzazione alla formazione. Olbia, in questo caso, ha detto, può diventare un polo di formazione nazionale con l'ingegneria navale e la meccatronica, quindi per lanciare Olbia sopra e questo settore importante meta.
Flixbus sbarca nell'isola al via da giugno. Un pacco che ha prima questa ditta de Sassari, tesina raiata, come ruta in disuso in memoria, che ha chiata questo viaggio lungo in Sardegna, questo ha che la low cost coprirà Cagliari Alghero, passando da San Lurio, Oristano e Sassari, quindi anche solo poche firmate importanti, insomma, Cagliari Alghero, poi colati in Sassari, poi Oristano, San Luri e Cagliari. Venerdì 12 giugno Flixibus inaugurerà il servizio in Sardegna con la sua prima linea regionale collegando l'isola da sud a nord. La nuova linea unica Cagliari-San Luri, Oristano, Sassari e Alghero, includendo fermate strategiche negli aeroporti di Cagliari, Elmas e Alghero Fertilia. Il servizio sarà operativo per tutta l'estate. Beh, certo che dovete prevedere essere firmata all'aeroporto una navetta del suo genere serviti proprio per corso, però normalmente se qualcuno di voi se scrivono a scurtanne rammentano in tesinerai a ditta che prima che ha questo servizio mi lo potete narrare in sa chat, insomma, scriverne qualche commento. Sa non me lamento. E prima ha chiata questo servizio. Bene, arriviamo su Casteggio, si sport, Cagliari, la salvezza è lì, che ti aspetta, prenditela e festeggia. Per la certezza matematica basta un punto, oggi in casa con l'Udinese. Quindi dobbiamo aspettare questo famoso punto, dobbiamo aspettare. Giocano a Sastrese, arbitro Dionisi in TV, vabbè, non ve la danno in TV, vabbè, non si comprende. Andiamo ai Nantesi, guerra e caro gasolio, gli agricoltori sardi siamo in ginocchio. L'abbiamo già vista questa nuova ai Satiro Giornale, in occasione di questa nuova Sardegna, sarà l'abbiamo vista in Unione, col diretti ogni azienda paga il conflitto 3.600 euro. All'assemblea a Cagliari anche il ministro Lollo Brigida, che chiaramente ha promesso, come ha detto il ministro, a parlare di agricoltura in tempi di forti tensioni internazionali si finisce inevitabilmente per discutere di guerre, energia, mercati globali e sopravvivenza delle aziende. È successo anche ieri mattina a Cagliari, dove l'Assemblea regionale di Coldiretti, diventata il termometro di una crisi che parte dal Medio Oriente e arriva sino alle fattorie ai campi della Sardegna, tra gasolio alle stelle, fertilizzanti rincarati e il timore di perdere competitività. Sul palco, davanti a oltre 3.000 lavoratori del comparto, c'erano i vertici dell'organizzazione agricola, ossia il presidente nazionale Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo, il presidente della Coldiretti Sardegna Battista Qualbo, ma c'era anche il ministro dell'agricoltura Francesco Lollo Brigida. Vabbè. Bene, tornamos in Costa Smeralda con Vine S Food. La Costa Smeralda brinda al festival e alla stagione. Porto Cervo. Proseguono gli appuntamenti. È un bel appuntamento puro gusto. Taglio del nastro con la madrina Daniela Ferolla. E questa Patti Perri a Calavolpe sarà lei la regina dell'estate. Patti Perri. Porto Cervo, l'annuncio a sorpresa è arrivato dopo il taglio del nastro che ha aperto ieri Vine Food Festival in corso a Porto Cervo e lo ha fatto direttamente il CEO di Smeralda Holding, Mario Ferraro. Vabbè. Non so chi è, ma qualcuno di voi la tedeschi chieste. Colamo la sa politica internazionale. Allora, antivirus, rischio pandemico da escludere, molto difficile il contagio
ha un indice basso, meno male. Milano, il professor Rezza del San Raffaele, la trasmissione interumana è abbastanza rara, manco male. L'antivirus ha un indice basso di contagiosità. La trasmissione interumana può avvenire, ma è abbastanza limitata. È per questo che i principali organismi internazionali sono concordi nel dire che il rischio per la popolazione generale è molto basso. A fare il punto sul focolaio registrato a bordo della nave da crociera MV Ondius è Giovanni Rezza, professore di igiene dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano. E non sconforta questa cosa, colamos a fare dare de guerra, insomma, colpite due petroliere iraniane tra ira di Teheran, minaccia USA. Intanto la Casa Bianca annuncia 3 giorni di tregua in Ucraina. E vinta questa Casa Bianca non l'ha poco compreso. La tregua è stata petita da Putin, che a quanto pare è super scortato, non si è presentato in pubblico, e stimenni chi li ha canaso, che normalmente a Sol Cesare scanno cominciano a essere dementese. Cessate il fuoco, appeso a un filo, il Pasdaran sequestrano una nave. Intanto la Casa Bianca annuncia 3 giorni di tregua in Ucraina. Le forze militari USA colpiscono 2 petroliere iraniane e scatenano l'ira di Teheran, che accusa Washington di avventurismo capriccioso, e di comportamento sconsiderato. Il negoziato per la chiusura del conflitto continua a navigare in acque incerte, con il rischio che salti una tregua molto precaria sotto la rinnovata minaccia di Donald Trump di dar vita ad un'azione militare con molta più forza in caso di mancata intesa sulla proposta di pace. No, che stanno su non hanno corrutta su voi non hanno corrutta sai ne su voi su motivo che praticamente tutti e due bloccano si stretto, però hanno uno ne bloccato una delle nave si lamenta che ha bloccato la nave sua, però voi se blocca se usate, quindi è stato un iocudo della Gina, commentiamo lo schiaffo a Trump, dazi illegali, a quanto pare il tribunale commerciale boccia le tariffe al 10%, nuova battuta d'arresto giudiziaria per Donald Trump sul fronte della guerra commerciale, dopo che la Corte Suprema statunitense aveva già invalidato il suo programma globale di dazi. Anche la US Court of International Trade ha ora bloccato il piano B del presidente, cioè le tariffe del 10% introdotte facendo leva sulla sezione 122 del Trade Act del 1974. La decisione approvata con 2 voti favorevoli e 1 contrario sospende temporaneamente l'applicazione delle imposte solo nei confronti di 2 aziende e dello Stato di Washington. Trump ha reagito duramente alla sentenza, definendo i 2 giudici favorevoli estremisti di sinistra e annunciando l'intenzione di reintrodurre dazi generalizzati utilizzando un'altra norma commerciale, la sezione 301 del Trade Act relativa alle pratiche commerciali sleali. E vabbè, insomma, non ne la provano una, ma isse sicchiti. De gai. Fino a che qualcuno non comincia la pratica di impeachment, che in questo terminiamo 7 novella di oggi, che si sigla di tancatura del DCTV e non damos torra appuntamento a casa stanotte sera.
A mentre vedrete, buona tutto, dai, bessi TV, adioso e menso a casa.